Allora, intanto voglio premettere che lo studio è stato oggetto di una sponsorizzazione che la società RSM ha voluto fare per l'evento del Mandorla in Fiore, quindi oltre a darci un sostegno economico ci ha in qualche modo regalato questo studio che riguarda non solo l'impatto del Mandorla in Fiore ma di tutta l'attività che nel 2018 ha svolto il parco. I dati che emergono sono eccezionali, diciamo, da un punto di vista della refluenza economica e sociale dell'attività specifica del parco nel territorio della città di Agrigento e dell'Interland. Quello che emerge è che ci sia una potenzialità adesso certificata scientificamente e un'attrattività economica che bisogna, ed è questo il mio appello, che gli imprenditori colgano, perché ci sono tutte le occasioni, tutti gli standard e tutte le prospettive perché si possa sviluppare in maniera piena il settore del turismo culturale ad Agrigento. Fernando RSM è il sesto network al mondo della consulenza e della revisione contabile. Siamo nel mondo circa 45.000 professionisti e io sono di Agrigento, RSM ha un ufficio ad Agrigento e quindi mi sono sentito quasi in dovere di dare un supporto finanziario e non solo, visto che questo studio rientra in questa parte di sponsorizzazione, a questo nostro tanto e bellissimo amato territorio. L'RSM, oltre a svolgere un'attività di consulenza e di revisione contabile, all'interno ha una business unit che si occupa di cultura, di ricerca di mercato e di marketing. Assolutamente sì, sono queste le tre dimensioni. Un grande impatto culturale perché il valore del parco è enorme ed è dimostrato dal fatto che continua a crescere il pubblico e soprattutto è dato dal fatto che il pubblico vuole tornare, c'è un 30% che torna a visitare il parco, che è un dato credo abbastanza unico. Quindi un impatto psicologico, culturale, quindi anche sociale, perché poi si estende su grandi platee di pubblico, nazionale, locale, nazionale e soprattutto internazionale. Quelli che tornano di più sono quelli che vengono dall'estero. E poi c'è un grande impatto economico, perché noi abbiamo un valore del parco determinato ovviamente dal valore della biglietteria diretta, ma poi c'è tutto un indotto, cioè cosa spendono questi quasi 1 milione di visitatori che l'hanno visitato nell'ultimo anno? Spendono delle cifre importanti, spendono mediamente almeno la metà, 67 o 124 euro a seconda che si fermino a dormire questi ultimi o sia una visita fugace. Tutto questo produce un moltiplicatore che porta questo valore a 87 milioni di euro, cioè il parco produce 87 milioni, ma non è solo questo, perché questi 87 milioni inducono un'economia, no? Per portare un caffè, per portare dei servizi alimentari, una logistica, crea un'economia e questa economia vale più di 100 milioni di euro. Morale in sostanza, il valore è quasi oltre 200 milioni di euro, in cui ci sono dentro anche i valori generati dallo parco stesso. Il parco ha una sua gestione che genera lavoro e che genera economia. Tutto questo genera oltre 2000 posti di lavoro. Ecco, questo è il valore dell'impatto economico del parco. Beh, diciamo che quello che viene, il radicamento nel territorio è lo stesso valore che viene attribuito da chi lo visita, no? Chi visita il parco valorizza il parco non solo per le sue straordinarietà monumentali, i templi, ma anche per il contesto, l'ambiente, lo spazio, il rapporto con appunto tutto ciò che gli sta intorno. Quindi vuol dire che c'è un'identità forte, non sono templi qualsiasi, ma sono i templi di Agrigento, della valle di Agrigento. Quindi l'identità è forte. E quindi tutto questo valore così forte che è in crescita, perché ricordiamo che è in costante crescita, deve dare spunto per attività economiche, di servizio, di sostegno che intercettano questa grande disponibilità. Quindi bisogna inventarsi i servizi, occasioni di intrattenimento, soprattutto migliorare le condizioni della permanenza. Più il pubblico rimane, si ferma, più naturalmente spende e quindi più il valore economico cresce. Questo dipende da quello che il contesto di Agrigento riesce a costruire.